Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da 390 euro. Berlino, con volo diretto da Venezia da 390 euro. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chions in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Chiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Chiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Chiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro. In questo numero analizzeremo le vittorie della SMEC Caorle e della Pallacanestro Portogruaro. Giulia De Fendi spiega il momento nero della Polisportiva Concordia. Abbiamo seguito il derby di promozione tra Baloncesto e BVO Annone Veneto. E per il volley, pesante sconfitta del Bibione Mare. Concordia vince ma non brilla. Monfalcone espugna Mestre di un punto fermando la risalita dell'MR Tile. È stato questo di fatto l'unico risultato a sorpresa scaturito dalla 10ª giornata del campionato di Serie C Gold. Per il resto tutto regolare, con Oderzo che si conferma al vertice passeggiando sul parquet della Cenerentola a Castelfranco Veneto e Jesolo che ha fatto altrettanto in quel di Corno di Rosazzo. Anche per la SMEC Caorle sono arrivati 2 punti importanti al Palamare contro Montebelluna. Per il gialloblu vincere era fondamentale al fine di consolidare la zona playoff. Non è stata una partita bellissima dal punto di vista della pallacanestro espressa, ma si sa che il fine giustifica i mezzi. La SME ha vinto soprattutto in difesa, mentre sotto canestro e dalla lunetta, andando a vedere le percentuali di realizzazione, queste evidenziano come sia stato commesso qualche errore di troppo. Sopra di 4, 33-29 a riposo lungo, Caorle ha subito allungato a rientro in campo, una tripla di Zorzi, un canestro in sospensione di Markovic ed una schiacciata di Kresnar portano avanti il quintetto di Ferraposti sul più 11, 40-29 a 7:37 dalla fine del terzo quarto, facendo prendere al match un indirizzo ben preciso, anche se Montebelluna non si è mai disunita cercando di ricucire subito lo strappo. Un canestro di Sacchette riporta i trevigiani a -3 sul 41-38, ma sono poi Sadikowski e Rubin ad allungare nuovamente, permettendo a Caorle di andare all'ultimo quarto sul 47-40, dove le triple di Markovic, Bovolenta e ancora di Rubin chiudono definitivamente ogni discorso. Erano 2 punti da portare a casa perché affrontavamo una brutta partita precedente e avevamo bisogno di questi 2 punti per stare ancora più tranquilli e cercare di trovare di nuovo la determinazione giusta della squadra, perché in questo momento
un po' difficile tramite allenamenti perché siamo in pochi, tramite la società che si muove sempre bene con noi, ma dovuto al fatto che siamo pochi durante l'allenamento non riusciamo ad allenarci bene. Quindi siamo stati bravi noi perché ovviamente non è stata una bella partita, però quei 2 punti erano importanti. Sì, avete peccato, diciamo, soprattutto dal punto di vista della media realizzativa, invece dal punto di vista difensivo avete difeso molto bene. Sì, si può difendere ancora meglio, si può assolutamente ancora difendere meglio. Il problema principale è stato soprattutto domenica nei tiri da 3 punti, soprattutto nei primi 2 quarti che abbiamo sofferto molto, però dopo nel terzo quarto e nel quarto quarto siamo riusciti a avere un po' più di vantaggio, perché difendendo meglio, avendo un po' più di aggressività in difesa, siamo migliorati, dai. Adesso bisogna chiudere l'anno ovviamente nel migliore dei modi, ci aspetta però una sfida di quelle toste contro Monfalcone, che è andata a vincere addirittura a Mestre. Sì, adesso è molto bella in casa loro contro Monfalcone, che sicuramente sarà gasatissima dovuto al fatto che ha vinto di 1 contro Mestre in casa loro allo scadere per di più. Bravi loro, noi arriveremo là con una voglia matta di vincere, perché è giusto così, è giusto per la società, è giusto per i tifosi, è giusto per noi stessi, perché diamo sempre il massimo quando veniamo qua. L'importante adesso è portare anche questi 2 punti a casa e concludere al meglio. Sì, anche perché comunque siete in zona playoff, però è un campionato in cui nessuno si ferma. No, molto lungo, soprattutto abbiamo 4 squadre secondo me molto forti, poi ci siamo noi che possiamo sicuramente migliorare tanto, possiamo dare il nostro contributo, e una zona playoff conterà tantissimo arrivare in una buona posizione per dopo avere un bel traguardo di questa annata, perché ce lo meritiamo. Ovviamente non dico magari la vittoria, però la vittoria della promozione, ma fare un bel playoff, la società e i tifosi se lo meritano. Il girone borsoi della Serie D ha visto la capolista Casassa riprendere la corsa dopo la battuta d'arresto subita nel turno precedente, regolando Aviano, rimasta anche per questa settimana al palo, certificando una crisi inaspettata per quella che doveva essere una corazzata del campionato. Senza sorprese, Sacile, l'altra prima della classe, è passata sul campo del CBU. Vittoria intera udinese anche per la pallacanestro Portogruaro. I Granata hanno timbrato il 4º successo consecutivo, potendo così preparare nel migliore dei modi la prossima sfida casalinga con Casarsa, che chiuderà il girone d'andata della stagione regolare. Contro il Geatti sono partiti forte grazie ad un Rabelli in gran spolvero che, realizzando 11 punti, ha trascinato Portogruaro al secondo quarto sul 18-12. La partita si è poi innervosita ed imbruttita, vedendo medie realizzative quasi da campionato giovanile. Nell'ultimo quarto la Geatti riduce progressivamente il divario, riportandosi sotto. A 16 secondi dalla fine Nosella realizza il tiro libero del +2, con Portogruaro che difende successivamente senza commettere fallo. Gli udinesi falliscono l'ultimo tiro, Visentin conquista il rimbalzo, portando così a Portogruaro 2 punti importanti. Dipendentemente dal punteggio, soddisfazione, perché quello è sempre stato un campo ostico per la pallacanestro Portogruaro, e quindi vincere lì in trasferta è fonte di doppia soddisfazione. Percentuali un po' dovute alla nostra scarsa vena ai tiri liberi, ogni tanto ci capita, siamo andati sotto il 50%. Abbiamo fatto 11 su 24, quindi lì già togli quei 6-7 punti che magari ti danno un po' di sprint. È stata una partita molto tattica che hanno vinto le difese fondamentalmente, anche molto nervosa. Noi siamo stati bravi a rimanere lucidi. Importante erano 2 punti, l'avevo detto ai ragazzi, possiamo anche pareggiare e vincere all'ultimo tiro, però dovevamo vincere. Bene, anche perché eravamo in vantaggio di una decina di punti e 2 disattenzioni li hanno rimessi in partita.
È stato un grosso rischio, però siamo stati, ripeto, bravi a tamponare e a resistere con lucidità fino alla fine. Una vittoria che vi permette anche di affrontare il match qui in casa con la capolista Casarsa a mente, diciamo, più sgombra. Ma sì, fondamentalmente non abbiamo niente da perdere. Sappiamo che affrontiamo una formazione forte, che è forte soprattutto perché è in grado di gestire qualsiasi tipo di partita. Ha vinto 5 partite tra 0 e 5 punti di scarto e 3 all'overtime, mi pare. Quindi è una squadra esperta, una squadra che sta a gestire i ritmi e le partite. Noi, ripeto, arriviamo tranquilli, molto più tranquilli rispetto alla partita di Sacile di un mese fa. Arriviamo con 4 vittorie che ci hanno dato morale, che ci hanno dato entusiasmo. Questa tranquillità deve essere assolutamente fonte di determinazione ancora maggiore, perché la formula del campionato impone di vincere anche gli scontri diretti. Non basta fare un campionato di regolarità, ma bisogna vincere gli scontri diretti per poter eventualmente portarseli dietro nella seconda fase playoff. In Serie B femminile, in un turno dove i risultati sortiti sono stati tutti in linea con le previsioni della vigilia, per la Pallacanestro Concordia è arrivato un altro KO a Montecchio. Con le vicentine si sapeva che sarebbe stato difficile e così è stato. Le biancorosse sono rimaste nel match solamente sino al 22 pari all'inizio del secondo quarto, quindi sono incappate in un blackout totale, durante il quale hanno commesso una serie infinita di errori al tiro, facendo prendere al match un indirizzo ben preciso. In casa concordiese non resta che guardare avanti, sperando nel pieno recupero delle infortunate per cercare una salvezza alla quale in riva all'Emine ancora ci credono. Sì, c'è da dire che comunque noi avevamo iniziato al primo quarto a contrastare le avversarie, però abbiamo finito la partita sotto di 30 e sono d'accordo, non era una squadra di quelle a cui portare via i 2 punti, ma se succedeva era sicuramente meglio ai fini della classifica, perché appena possiamo dobbiamo rubare punti a qualsiasi squadra per l'obiettivo salvezza. Ecco, come mai un primo quarto alla pari, anzi avete chiuso avanti di 2 punti e poi secondo e terzo quarto siete state messe sotto di brutto? Che cosa è successo? Probabilmente sia le avversarie hanno iniziato a conoscerci, hanno preso la mano e comunque anche noi ci siamo sicuramente rilassate, perché dopo aver visto che forse potevamo comunque giocarcela punto a punto, abbiamo perso mentalità proprio perché non pensavamo di doverci impegnare troppo e quindi il risultato è stato disastroso. Quello che dici, insomma, è piuttosto anche grave, perché insomma non si dovrebbe mai calare di mentalità, soprattutto per una squadra che deve portare via a chiunque i punti salvezza. Sì, purtroppo stiamo lavorando molto su questo aspetto, sulla nostra mentalità, sul riuscire a mantenere la concentrazione per tutti i 40 minuti di gioco. È sempre stata una nostra debolezza e ci stiamo lavorando allenamento dopo allenamento, stiamo pian piano ottenendo dei risultati, però per ora solamente un quarto e dovremo lavorare proprio su questo aspetto. Voi siete sempre stati una squadra vincente, come reagite a questa stagione di sofferenza dove dovete lottare per salvarvi? Sapevamo sicuramente che ci sarebbero state delle difficoltà, che è un campionato diverso rispetto alla Serie C e che comunque anche il nostro gruppo è diverso e stiamo cercando sempre comunque di lavorare punto dopo punto. L'obiettivo è appunto la salvezza, non è più come l'anno scorso vincere il campionato e ci aspettavamo le sconfitte, magari meno, però comunque eravamo preparate a questa classifica. Sabato anticipate la partita contro Bolzano, un'altra squadra che fino a questo momento ha dimostrato di viaggiare veramente col vento in poppa. Cercheremo comunque di dare il massimo, siamo in casa, forse rendiamo anche meglio in casa col pubblico che comunque sarà dalla nostra parte e cercheremo di lottare anche questa partita, non diamo mai le partite per scontato e speriamo comunque di recuperare punti in classifica piano piano. E appunto, come vi spiegate questa differenza di rendimento tra interno ed esterno?
Sicuramente le squadre avversarie sono sia alla nostra portata, ma sono tutte forti, non c'è nessuna squadra scarsa e quindi noi non eravamo abituate forse a lottare sempre partita dopo partita e forse è proprio questo che ci sta trattenendo e ci sta facendo perdere posizioni. Alla salvezza voi ci credete? Certo, sempre, fino alla fine. Nel campionato di promozione niente da fare per la pallacanestro fossaltese sul campo della capolista San Vito, che si è dimostrato una volta ancora quintetto di caratura superiore. Non vi è stata storia, è finita 67-38. Il BBO Annone Veneto invece è stato corsario in quel di Gruaro nel derby con il palinsesto. 59-68 il finale, partita che consente agli annonesi di confermarsi nelle zone alte della classifica. Sì, una partita che avevo già preventivato, diciamo difficile, perché loro sono giovani, hanno una base dell'Under 20 e quindi mi aspettavo una partita molto di marcatura, di difesa. Noi siamo partiti bene, abbiamo fatto un primo quarto 28 punti, incredibile, giocato benissimo il primo quarto, poi abbiamo avuto il solito calo, diciamo, non dico fisico ma di mentalità. E quindi loro, essendo più giovani, più veloci, ci hanno, diciamo, fermato un po'. La partita alla fine, vabbè, siamo sempre stati in vantaggio. L'ultimo quarto un po' di difficoltà, loro segnavano, noi ok, abbiamo giocato con il bonus, sbagliato un po' di tiri liberi, vabbè, la partita è finita così, insomma. Bene così, insomma. Classifica che adesso, per quello che può contare a questo punto della stagione, insomma, vi vede lì nel gruppone delle seconde, indizia per i playoff. Sì, diciamo il San Vito, vabbè, le ha vinte tutte, è una squadra anche fisica, diciamo, sì, una bella squadra. E noi siamo a pari punti, dovrebbe essere, se non sbaglio, il Maniago, Lazzano e il Fiume. Noi giocheremo anche venerdì con Lazzano, quindi abbiamo un altro scontro per il secondo posto. Diciamo che tutte le partite sono giocate, si possono giocare tutte, non è che ci sia la squadra leader e la squadra materasso, sono tutte partite da giocare, quindi anche qua stasera diciamo che eravamo partiti sulla carta per vincere, ma è stata dura fino alla fine, insomma, niente, quindi diciamo che il campionato è sempre aperto. Abbiamo concesso moltissimo il primo quarto, moltissimo, e questo è anche dato dall'inesperienza dei 5 giovani che abbiamo, nati tra il 98 e il 99, che abbiamo deciso di far giocare quest'anno, e tutte le partite hanno un po' quella cartina tornasole lì, cioè quando sono in campo questi giovani qualcosa di buono fanno, anche molto bene, e molte altre volte l'inesperienza paga e prendiamo quel gap che poi non riusciamo a... comunque, insomma... è andata così, è un po' come le altre partite, insomma, ce la giochiamo fino a un certo punto e poi penso sia proprio legato all'inesperienza. Ecco, ha visto quanti canestri da sotto abbiamo sbagliato, da soli, palle facili, un po' situazioni, ecco, loro sono stati bravi sulle situazioni a portare a casa i 2 punti. Il vostro principale obiettivo è di far fare esperienza a questi giovani? Certamente, i giovani sono primi, hanno vinto tutte le partite nell'Under 20, hanno vinto in trasferta anche l'altro ieri. Purtroppo una partita la perderemo a tavolino a causa una lista scritta male, questo ci rammarica moltissimo, però loro stanno giocando veramente bene, ripeto, pagano l'inesperienza, non hanno mai giocato un campionato senior, nessuno di loro mai, e abbiamo voluto fare questo. Adesso cercheremo di sistemare un po' le cose un po' meglio per riuscire a dare anche qualche soddisfazione anche sulla squadra senior. Con l'Under 20 viviamo un momento particolare, nel senso che siamo pieni di infortuni, ogni partita perdiamo un pezzo. Ieri siamo andati a Cordenons in 8 e abbiamo combattuto contro una delle squadre più forti fino all'ultimo quarto, poi la stanchezza ha prevalso e abbiamo perso di una decina di punti. Battuta d'arresto anche per l'Under 18 Elite, 73-59 con il sistema Torre Basket. Le soddisfazioni sono arrivate dall'Under 16 che ha battuto a domicilio il Basket Trieste per 70-62. Con gli Under 16 è andata benissimo perché siamo riusciti ad espugnare il campo di Via Locchi della Pallacanestro Trieste. Eravamo in svantaggio anche, siamo riusciti a fare un quarto da 25-4 che ci ha permesso di vincere anche abbastanza tranquillamente negli ultimi 2 minuti di partita. Fonte di soddisfazione perché comunque il gruppo Under 16 è un gruppo che sta lavorando molto,
e che ha una buona dose di ambizione da mettere in campo. Vittoria anche dell'Under 15, 61-37 in casa del Ballon Sesto, mentre l'Under 14 targata Caorle ha perso 61-39 a quarto d'Altino con l'Annia. L'Under 13 del BVO Nonne Veneto ha vinto sempre a Gruaro con il Ballon Sesto 55-29, mentre quella del Portogruaro si è inchinata a Sacile per 52-41. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in Hotel 4 Stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto. GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del lavoro a Fossalta di Portogruaro. In Serie B maschile non perdono più un colpo Prata e Valsugana. La Pallavolo Motto invece si è inchinata a Casalserugo contro la Duna Volley. Un 3-1 che messo assieme alla battuta d'arresto del turno precedente contro lo Sloga Trieste fa risuonare un campanello d'allarme tra i leoni biancoverdi che pure avevano incominciato dal migliore dei modi, imponendosi nel primo set per 18-25. La chiave di svolta è stata il secondo parziale che i liventini hanno finito per perdere i vantaggi 27-25. Senza storie il terzo set finito 25-15, mentre i leoni hanno tirato fuori l'orgoglio nel quarto per cercare di portare il match al tie break, ma alla fine il campo ha premiato i patavini che si sono imposti 25-23. E note dolenti arrivano anche dal Bibione Mare. L'ultima vittoria ottenuta ai danni del Cornello Vicentino aveva lasciato intendere che i sandonatesi potessero essere ad una svolta della propria stagione, ma invece sono letteralmente naufragati al Pala Barbazza nello scontro diretto con il Massanzago. Un 3-0 secco, ma a preoccupare non è tanto il risultato e la classifica quanto invece la prestazione offerta, che ha segnato una decisa involuzione rispetto al turno precedente, con percentuali poco convincenti, soprattutto in attacco. È stata una partita difficile, ma l'abbiamo interpretata male come approccio alla gara e non abbiamo avuto la forza e la cattiveria agonistica per reagire. Adesso l'importante è non abbatterci e cerchiamo di andare in palestra comunque positivi, perché la caratteristica dei giocatori è dalla nostra parte. Sono sicuro che il lavoro porterà i loro frutti. Fondamentali che dobbiamo migliorare sicuramente sono l'attacco e la relazione tra la ricezione buona e negativa nelle fasi con collegamento all'attacco. In battuta non siamo stati molto efficienti come sabato scorso, venivamo da una prestazione secondo me ai massimi delle nostre potenzialità, dobbiamo inseguire e dobbiamo perseguire quella nostra prestazione.
In Serie C maschile, turno di riposo per il Portoguaro che ha sfruttato la settimana per metabolizzare l'ultima sconfitta con l'Astra Volley e soprattutto per risolvere alcuni problemi venuti a galla nei precedenti incontri al fine di farsi trovare pronto in vista del prossimo impegno al Paralovisa che vedrà i biancoverdi ospitare il Monte Volley. In Serie D femminile invece San Stino si è inchinato piuttosto nettamente al Zanatta Caffè Silea evidenziando gli ormai risaputi limiti al cospetto di avversarie molto più esperte. 3-0 il finale con i parziali di 25-22, 25-19, 25-21. Portoguaro invece ha conquistato la sua seconda vittoria stagionale. Le biancorossi hanno liquidato per 3-1 lo Spresiano, abbandonando l'ultimo posto della classifica lasciato proprio alle avversarie, agganciando quel treno di squadre con le quali dovranno lottare per la permanenza in categoria. Non era iniziata bene, il primo set era finito nelle mani ospiti per 25-19, ma dopo le portoghesi sono salite in cattedra, travolgendo le trevigiane 25-14, 25-11 e 25-21. In prima divisione Ceggia vittoriosa al tie break contro lo Synergy Stra, mentre è ritornata al successo anche la Pallavolo Concordia al termine di un incontro combattuto colpo su colpo oltre ogni previsione, dove la prestazione offerta al cospetto delle avversarie del Borghiago non è stata così altisonante. Concordiesi dunque da rivedere, per puntare al salto di categoria è fondamentale giocare con maggiore intensità e concentrazione. No, non ci siamo espressi secondo le nostre aspettative, o meglio le mie aspettative. Abbiamo vinto i primi 2 set ai vantaggi, 25-23, 27-25, per poi vincere più agevolmente il terzo, nel quale sono riuscito anche a dare spazio a chi gioca un attimino meno. D'altronde arrivavamo da una settimana fatta non al massimo, come saranno probabilmente le prossime 2, perché abbiamo qualche acciacco fisico, però sulla carta sono 2 partite le prossime abbordabili prima della sosta di Natale, quindi pur essendo sulla carta speriamo di poter portare a casa i 6 punti che ci farebbero passare un buon Natale. Squadra giovane, lo abbiamo ripetuto tante altre volte, 4 punti dalla prima, 2 punti dalla seconda piazza che darebbe comunque diritto al salto di categoria. Siamo in linea con quelle che erano le aspettative? Sì, indubbiamente sì, anche perché dalle voci che ci sono giunte la prima, il Bissuola probabilmente è una squadra che potrebbe giocare anche un'alta Serie D oppure una C addirittura. Noi, avendo ringiovanito così il gruppo, dobbiamo assolutamente puntare come minimo al secondo posto, che comunque sarebbe un risultato che ci permetterebbe di fare il salto di categoria, ma l'obiettivo che dico sempre alle ragazze è quello di migliorarci partita dopo partita, e quando arriveremo più o meno a marzo faremo i conti anche con le altre e lì veramente capiremo cosa aspettarci per l'anno prossimo. Guardando più in generale a livello del campionato rispetto allo scorso anno, è maggiore o minore? No, decisamente migliorato. Infatti se guardiamo la classifica abbiamo addirittura 6 o 7 squadre racchiuse nel giro di 6-7 punti, quindi come ho detto prima, lasciando perdere probabilmente la prima Bissuola che scapperà via durante l'annata, per le altre 5-6 squadre sarà comunque da giocarsela fino all'ultima partita, quindi non molliamo, teniamo sempre ben alta l'attenzione e speriamo che a marzo i risultati ci diano ragione. Da oltre 50 anni vi facciamo viaggiare nel mondo. Totaviaggi è garanzia di competenza e trasparenza per una vacanza indimenticabile. Offriamo anche servizio biglietteria, noleggio auto e assicurazione, pratiche e ottenimento visti. Per Capodanno Totaviaggi vi propone Parigi, 4 giorni e 3 notti in hotel 4 stelle da €390. Berlino, con volo diretto da Venezia da €390. Totaviaggi, viaggiare a Portogruaro. Cerchi un'auto o un veicolo industriale? GP Auto è quello che fa per te. GP Auto ti offre una vasta gamma di veicoli industriali ed auto d'occasione e chilometri zero. GP Auto è uno staff di professionisti al tuo servizio, sempre pronti a guidarti nel tuo acquisto.
GP Auto a Villotta di Chionsi in provincia di Pordenone, uscita autostradale A28, telefono 0434 630 560. Passa da noi, passa da GP Auto. Assinvest, da sempre al vostro fianco. Sono Leonardo Moretto, rappresento Assinvest a Portogruaro, lavoriamo nel settore delle assicurazioni e degli investimenti. Lo facciamo attraverso canali diretti, attraverso l'e-commerce, attraverso sistemi di distribuzione innovativi. Applichiamo mensilizzazione a tutti i nostri contratti in maniera gratuita. Abbiamo particolare attenzione nei confronti delle imprese artigiane, distribuiamo prodotti finanziari e prestiti personali grazie alle partnership nazionali che abbiamo creato. Assinvest ci trovi in via Vivaldi numero 3 a Portogruaro, telefono 0421 27 3258. Kiros, la grande moda a Fossalta di Portogruaro, produzione e abbigliamento in pelle per i più grandi marchi. Kiros è il sostenitore principale della Fossaltese Calcio. Kiros, in via del Lavoro a Fossalta di Portogruaro.